In questo momento a cosa penso? In questo momento penso e mi immergo nel passato e nei miei versi, riflettendo sul legame profondo che ho con loro. Li sento come un dono prezioso, una sorgente di luce e calore che ha arricchito la mia vita nel corso del tempo. Mi lascio trasportare dal loro potere, che mi riporta agli accadimenti passati, fino alle origini stesse dell'esistenza e dell'amore, sempre più indietro al liquido moderno, al buio e mistero della vita e all'inenarrabile Dio, fonte d'ogni bellezza. Fin lì, o versi, mi avete condotto, nel mistero luminoso di Dio, verso l'Eden degli amori consumati, per saziarmi di sentimento, per ricongiungere il finito con l'infinito, nel luogo ove i miei pensieri e le mie immaginazioni più intime, indugiando, non hanno accettato di morire nel nulla. Ogni mia emozione ha atteso il lago di Dio ove specchiarsi, ove vedere riverberato negli occhi del Divino il proprio volto. E mentre preso da forte turbamento, ho osservato lo sguardo di Dio, quegli occhi di luce che già mi osservavano. Una comunione tra amanti che è compresa soltanto dallo spirito e dalla poesia, che è il linguaggio stesso di Dio. Eccomi a voi dunque, miei versi, e voi a me, in una comunione sacra che non richiede alcun sacramento. Fammi vincere. Padre, ascolta il silenzio di chi non sa pronunciare preghiere, di chi, umilmente, non solleva lo sguardo verso di te. Dimora con me, gioca, lotta e fammi vincere, come io faccio vincere i miei figli. Parlami di notte con le parole che si riservano a un profeta, e sii clemente verso la polvere che so.